Via libera, trappole doppiette. La Regione Veneto dichiara guerra alle nutrie e fornisce ai comuni le linee guida per disciplinare la caccia al roditore originario dell'America del Sud, che sta causando più di un problema a colture e corsi d'acqua. Sui rischi cui è esposto il nostro territorio a causa delle nutrie, come per esempio la tenuta arginale dei corsi d'acqua e le seguenti polemiche che ci sono state, c'è oramai una vasta letteratura che abbraccia mezzo Veneto ed è arrivata anche a Bassano, quando le nutrie sono state avvistate nel già pericolante Ponte Vecchio. Secondo la nuova normativa nazionale, le nutrie non sono più fauna selvatica ma specie nociva, alla stregua di altri animali infestanti e dannosi. Nella lotta alle nutrie la Regione vieta il ricorso ai veleni e suggerisce invece la cattura con gabbie e trappole e la soppressione in loco delle nutrie catturate con carabine, fucili ad aria compressa o altri mezzi che non comportino il maltrattamento degli animali. La soppressione dei roditori dovrà essere eutanasica, cioè nel minor tempo possibile dal momento della cattura, con strumenti che non ne comportino il maltrattamento.